più ampio conflitto che emerse all'indomani dell'8 settembre 1943, quel che oggi vediamo come una distesa boschiva in realtà assunse un ruolo alquanto fondamentale. Le malghe di Portsous, all'epoca immerse nei prati, divennero un punto strategico per questi territori, contesi tra italiani e jugoslavi. Non c'è forse luogo della memoria in Friuli più tragicamente noto. Qui, il 7 febbraio 1945, a pesare non fu solo la guerra di liberazione nazionale. Il confine, le rivendicazioni jugoslave, le ideologie e la questione nazionale crearono una frattura irreparabile tra le formazioni partigiane locali. Portsous così divenne di fatto un crocevia internazionale, dove si sovrapposero tre conflitti diversi tra di loro: fascismo e antifascismo, italiani e jugoslavi, comunismo e anticomunismo. Quel giorno, tuttavia, partigiani italiani uccisero altri partigiani italiani e dallo scontro tra la brigata Osoppo e la brigata Garibaldi emerse uno degli eccidi più importanti dell'intera storia della resistenza italiana. Oggi il nostro viaggio nel tempo inizia a Portsous, vicino ad Attimis, in provincia di Udine, dove tra 1944 e 1945 le questioni locali e internazionali diedero vita a uno degli episodi più controversi della guerra di resistenza in Italia e in Friuli Venezia Giulia. Ci ha raggiunto qui a Portsous il professor Andrea Zannini, dell'Università di Udine. Professore, io le volevo chiedere, ci può spiegare il significato storico dell'eccidio? Siamo nel febbraio del 45, quindi mancheranno pochi mesi alla fine della guerra e qui sul confine orientale avviene uno degli episodi più scuri, più bui tra le luci della resistenza, uno scontro tra i partigiani garibaldini e i partigiani della brigata Osoppo, che era una brigata non comunista di cattolici, di laici, di ex ufficiali. Qual è il punto? Il punto è che siamo vicino al confine e ci sono molte tensioni relativamente alla possibilità che l'esercito jugoslavo voglia conquistare dei territori, entrare nei territori già italiani. In più si sommano anche degli attriti fra una parte e l'altra del partigianato friulano, attriti legati a visioni ideologiche diverse, ma anche per esempio a relazioni che lo Osoppo aveva avuto con i nazifascisti e poi l'atteggiamento dei garibaldini che erano già passati sotto il comando del Nono Corpus jugoslavo. Tutte queste tensioni in qualche maniera si focalizzano in questo punto anche perché si trovano delle personalità che perdono il controllo della situazione, in particolar modo il capo della spedizione dei garibaldini, Giacca, che condurrà questa spedizione che porterà all'uccisione di una quindicina di partigiani osovani. Uno dei momenti bui della resistenza, pochi mesi, poche settimane prima della luce della liberazione. Buongiorno. Ci ha raggiunto qui a Portsous il signor Roberto Volpetti, presidente dell'Associazione Partigiani Osoppo. Signor Volpetti, questo è un luogo che è passato dall'essere un luogo di scontro a un luogo della memoria, della commemorazione. Ci può dire qualcosa di più su come è cambiato nel tempo? Questa era le malghe utilizzate dagli abitanti del paese di Portsous per portare le proprie mucche al pascolo durante il periodo estivo. Questo fabbricato esisteva, come anche quello piccolo, qui alloggiavano gli abitanti e lì era utilizzato per fare il formaggio che veniva dal latte munto dalle pecore. C'erano altri fabbricati, altre malghe che sono dislocate in questa zona, ma questa malga dove accadde, diciamo così, l'eccidio, dove furono uccisi i primi 4, il comandante, il delegato politico, Bolla ed Enea, e poi altre 2 persone, altri 2 partigiani. Ecco, questo fabbricato evidentemente ha assunto significato tutto particolare. Nel tempo l'Osoppo, già subito dopoguerra, acquistò
dai privati questo fabbricato e il terreno circostante e divenne quindi meta di un pellegrinaggio ininterrotto che partì dal 1946. Il terreno è stato in qualche modo occupato in maniera molto ampia dal bosco che è avanzato. Questo fabbricato, che come spiegavo prima ha assunto un significato particolare, è stato mantenuto in modo tale che rimanesse come simbolo di quanto accaduto. Dal luogo dove la storia della Resistenza conobbe uno dei suoi momenti più critici, ci spostiamo ad Ampezzo, dove dalla collaborazione tra le diverse forze è emersa una breve ma particolare esperienza repubblicana. Tra l'estate e l'autunno del 1944 Ampezzo divenne il centro della Repubblica Partigiana di Carnia dell'Alto Friuli, una particolare zona libera all'interno del Terzo Reich, dove civili e formazioni partigiane diedero vita a una delle esperienze più alte dell'intera storia della resistenza antifascista. Una repubblica che seppe tenere sotto scacco le formazioni nazifasciste per diverse settimane, controllando anche i passi montani verso l'Austria e il Veneto. A Palazzo Unfer, che ancora oggi ricorda questo periodo, una giunta pubblicamente eletta legiferò in anticipo sui tempi su diversi temi: l'abolizione della pena di morte, l'istruzione pubblica e il voto alle donne. Il nostro viaggio nel tempo continua quindi ad Ampezzo, in provincia di Udine, che ancora oggi conserva la memoria di questa particolare pagina di storia nazionale e del Friuli Venezia Giulia. Siamo in compagnia di Monica Emanuelli, archivista e ricercatrice presso l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Dottoressa, ci può spiegare brevemente la storia, il significato di questa esperienza? La zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli, diventata poi Repubblica Partigiana dal 26 settembre del 44 al 10 ottobre del 44, la zona libera invece era durata per 3 mesi, nella primavera-estate del 44, è uno dei punti più alti della resistenza non solo locale ma proprio a livello nazionale. Si sperimenta una forma di democrazia. La zona libera e poi la Repubblica Partigiana diventano un vero e proprio laboratorio di democrazia in cui è essenziale il coinvolgimento diretto della popolazione, dei civili. Bisogna pensare che si arriva da 20 anni e più di fascismo, in cui c'era la dittatura, e questa è una novità che viene compresa e vissuta dalla popolazione, che partecipa direttamente. Vengono indette elezioni libere. Per velocizzare la parte burocratica si adotta un sistema ben conosciuto in Carnia, che è quello delle elezioni con delle latterie, quindi possono votare anche le donne se ricoprono il ruolo del capofamiglia, perché si vota per capofamiglia, e così si avvia questa partecipazione democratica, una partecipazione che sottende anche alla ricerca di un'autonomia. E bisogna anche considerare che la Repubblica Partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli si innesta in un luogo che tutto attorno è ancora occupato da nazisti e da fascisti e si può considerare anche come un territorio praticamente annesso al Terzo Reich, con tutto quello che ne consegue. Per cui c'è stato coraggio, volontà di applicare la democrazia in un contesto comunque di guerra. Una fra le prime riforme che viene fatta dal governo, ad esempio, una riforma rivoluzionaria che ai nostri tempi invece può essere considerata quasi normale in Italia e non in altri posti del mondo, è stata quella dell'abolizione della pena di morte per i reati comuni. Ma poi si lavora molto anche per il territorio, per rinnovare la parte fiscale delle tasse in modo che fossero tasse progressive. Si rinnova e si cerca di tutelare l'ambiente,
straordinario anche questo, e ci sono poi altri decreti del governo che saranno dedicati alla scuola, all'alimentazione, alla vita quotidiana. Oltre ad Ampezzo ci sono altri luoghi che raccontano questa esperienza? Assolutamente, diciamo che la zona libera nella sua massima espansione comprendeva 38 comuni completamente liberati e altri 7-8 parzialmente liberati. Sarebbe bello con una cartina e un elenco fare il giro di tutti questi paesi per avere un'idea dell'ampiezza e dei luoghi in cui è stata portata la democrazia. Prima di concludere questo breve viaggio nel tempo, io vi voglio invitare a visitare gli altri luoghi che raccontano la Seconda Guerra Mondiale in Friuli Venezia Giulia.